everyone, good evening, and ciao! Ciao. I'm Bethany Kamek, and I'm going to be your English translator tonight, and I would just like to say a huge thank you to Giuseppe for having me back here at Miss International. And so welcome back, Bethany. So Thank let's you. talk about our ambassadors of progress. So, the national costumes is one of the main symbols of Miss Progress International because they represent the roots of all the cultures that they come here together with every single participant who's joined us here in Puglia from across the world with a desire and motivation to make the world a better place. La bellezza di questi costumi è anche il simbolo principale di Miss Progress International, perché ognuno di essi naturalmente rappresenta le origini culturali delle partecipanti, provenienti da tutto il mondo e accomunate per rendere il nostro mondo un posto migliore in cui vivere. Sono venute tutte in Puglia. As you know, each contestant wrote a project based on their dedication to the cultural themes, which this event is based on: environment, health, and human rights. Together, they represent the ultimate goal of Miss Progress International and the peaceful coexistence between the integration between the different countries. Sapete, ognuna di esse ha elaborato un progetto dedicato a uno dei temi sociali su cui si basa l'evento, l'ambiente e la salute dei viventi. Tutte insieme rappresentano il fine ultimo di questo evento, la pacifica convivenza e la nonostante siamo ancora all'inizio, c'è già da segnalare che non Mr. Lucillo is not here with us, but as a representative of the municipality of Carosino. So let's welcome, diamo il benvenuto a un rappresentante dell'amministrazione comunale di Carosino, Davide Roselli. Ci vorrebbero le nomination. È arrivato Davide. Vediamo che ci arrivino le nomination del miglior costume nazionale, perché è il premio dedicato a chi meglio ha saputo interpretare. Ecco qua sono arrivate. So, ladies and gentlemen, here are your 3 nominations for Best National Costume in no particular order. Of course. E quindi le nomination sono Sarah, Philippines. Please Sarah, join us. Vanessa, Colombia. Cassandra, Ethiopia. Kesanet. È davvero difficile pronunciare il suo nome, quindi please Ethiopian people forgive our pronunciation of her. National costume is La vincitrice del miglior costume nazionale 2019 per Miss Progress International, Kesanet, Etiopia! Miss Progress National costume is Ethiopia. Thank you, Kesanet. Please receive the sash from Davide Roselli.